Cesare. Guardare qui che non siete mai buttati, e soprattutto non parlate tra di voi. No, va bene. Bene, un buongiorno a tutti i presenti e a chi ci sta guardando in diretta streaming. Un ringraziamento sincero all'amica e collega Laura Cestari che ha fortemente voluto questo momento di riflessione presentando un libro che lascia per molti aspetti di certo non indifferenti e casomai commossi. Un libro che fa riflettere e pensare il giorno più bello della vita, domani, di Maria Cristina Bonetti e Giorgio Nordera che, sebbene ci abbia lasciato, sono presenti oggi con la loro testimonianza viva, rinnovata da Marco Nordera, il fratello di Giorgio, e il professor Michele Milella, direttore dell'Unità Oncologia Università di Verona, che ringrazio per essere con noi qui oggi. Onestamente, davanti alla vita di Maria Cristina Bonetti e Giorgio Nordera, non c'è che l'ammirazione e il rammarico di non aver conosciuto di persona questi maestri di vita, testimoni della speranza, capaci di superare prove difficilissime se non devastanti, dando una straordinaria lezione di fede e a chi non è credente un messaggio di civiltà di rarissima bellezza. Il titolo del libro richiama sia una frase di Mark Twain che ci invitava a dare ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita, sia il pensiero del Dalai Lama per il quale ci sono solo 2 giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Ho scelto volutamente queste 2 citazioni perché una, quella di Mark Twain, giunge da uno scrittore decisamente a dir poco nei confronti della fede religiosa e del cristianesimo in particolare, l'altra invece quella che è considerata la manifestazione vivente dell'illuminato che rinuncia al nirvana e si reincarna temporaneamente per aiutare gli esseri umani. Maria Cristina Bonetti e Giorgio Nordera sono, e non uso a caso il presente, 2 spiriti animati da una profonda fede religiosa radicata nel cristianesimo, e io li vedo accomunati a Mark Twain e dal Dalai Lama nella dimensione della speranza, nella dimensione del valore della vita, vissuta sino in fondo indipendentemente dalle malattie che hanno, casomai, per Maria Cristina e Giorgio, una funzione catarchica. La loro una profonda fede. Non voglio tediarvi oltre con le riflessioni, ma trovo bello che oggi da Palazzo Ferrofini possa essere rilanciata questa idea della speranza e l'invito alle giovani generazioni ad aprirsi alla vita e al mondo, abbandonando l'illusione della realtà virtuale per toccare con mano la bellezza della fisicità, della corporeità e anche, quando essa è colpita dalla malattia e dal dolore, l'importanza dell'incontrarsi quotidianamente con gli altri e vivere concretamente sentimenti e passioni condividendole assieme ad altre persone. Questo libro è un inno alla vita e lo presentiamo qui a Ferrofini, singolarissima coincidenza, nell'anno che segna l'800° anniversario dalla composizione dal Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. Quindi anche se appunto abbiamo dei giorni amari in anni in cui troppi ancora muoiono di fame, di stenti, mentre imperversano guerre e disperazione non solo nella nostra Europa ma anche nella martoriata Africa, nel Mar Rosso come nello Yemen, la scelta d'amore di Maria Cristina e Giorgio spalanca una finestra e lascia entrare nel nostro cuore una luce inattesa e tale da spingerci a ripetere il motto laico per cui bisogna giustamente guardare al presente con il pessimismo dell'intelligenza, ma al futuro con l'ottimismo della volontà. Un proverbio del Nord Africa dice che la differenza tra il deserto e un giardino fiorito non è l'acqua, ma è l'essere umano. Infatti sta a noi scegliere con la nostra vita se creare il deserto o coltivare un giardino coloratissimo di fiori e di vita. Maria Cristina e Giorgio non avevano dubbi e hanno
coltivato un giardino, secondo me, come poche persone. Laura, prego. Ringrazio di cuore il Presidente Ciambetti. Ecco, ringrazio di cuore il Presidente Ciambetti per le sue riflessioni che non hanno assolutamente tediato, Presidente, ma anzi ci hanno aiutato anche a riflettere di più. Dunque, oggi il professor Michele Milella non ha potuto essere qui con noi, però insomma avremo diversi interventi che si seguiranno, quello di Marco Nordera, quello del dottor Renzo Mazzarotto, di Mario Romano e della dottoressa Maria, insomma sono qui in prima fila con noi, quindi poi ascolteremo anche i loro interventi. Dunque, tenterò anch'io di fare la mia parte per come posso e inizierei con il dire una cosa anche forse un po' troppo semplice, un po' troppo inflazionata, e cioè che siamo tutti abituati nel nostro mondo alla velocità. Ci siamo dimenticati anche di respirare. Viviamo in un costante affanno che si sussegue giorno dopo giorno. Siamo intenti a competere, a cercare risposte di ogni tipo, ad aspettare qualcosa, questo qualcosa che probabilmente pensiamo possa essere migliore di quello che già abbiamo. Passiamo la vita nell'ansia. E arriviamo molte volte a mettere in dubbio persino il nostro essere, persino chi siamo. Poi arriva lui, arriva Giorgio, arriva il dottor Nordera e ci dice: io sono io. E risponde con io sono io quando gli si chiede se è medico, se è assicuratore, pensando un pochino anche a quello che è stato il suo percorso di studi. Ed in questa frase, nel io sono io, è racchiusa non soltanto l'essenza del libro, ma anche l'essenza di chi era Giorgio stesso. Ed è un'essenza che profuma di amore, profuma di vita, profuma di speranza. Nel suo libro non si racconta la fatica, non si racconta il dolore, non si racconta lo sgomento che probabilmente stava passando. Ovvio, si racconta la vita, si racconta la stessa vita che gli ha donato la sua amata Cristina. Cristina che lui ha definito il dono, il regalo più bello della sua esistenza, convinto di non averla curata, convinto di averla amata, convinto che il giorno della sua morte l'abbia semplicemente restituita a Dio che gliel'aveva donata. È tanto difficile, io ci ho pensato, è tanto difficile imitare l'animo e la dignità di Giorgio, però si può provare giorno dopo giorno a raccoglierne ed accettarne gli insegnamenti, accettando gli accadimenti della vita come qualcosa di inesorabile e di inevitabile. In fondo quando piove, dice, noi apriamo un ombrello, quando c'è freddo cerchiamo di vestirci di più, e non c'è niente di più semplice di queste espressioni. Adeguarsi, e ci tengo a dirlo perché credo fosse anche il messaggio di Giorgio, non significa rassegnarsi, assolutamente. Significa prendere atto, accogliere ed amare un percorso nella consapevolezza di aver fatto veramente tutto il possibile. Io mi sono ripromessa, dopo aver letto il libro di Giorgio e dopo aver ascoltato anche un'intervista che aveva rilasciato non tantissimo tempo fa, mi sono ripromessa di accettare questo suo insegnamento, questa sua esortazione, e vorrei imparare ad essere anche un pochino meno severa con me stessa. Giorgio ha dato un insegnamento importante anche a chi stava condividendo con lui un percorso di dolore, quello di accettare nella fede e fare in modo di comprendere che non è che noi siamo più sfortunati perché ci accade qualcosa, accade semplicemente. Allora io prima di lasciare la parola al fratello di Giorgio volevo leggere
così, un messaggio che ci ha lasciato e che mi è stato gentilmente consegnato da Stefania, che peraltro ringrazio perché è stata il mio gancio anche nell'organizzazione di questa conferenza stampa. Prima di morire lui scriveva: ed ora mi incammino, tenendoci per mano, Cristina ed io, avvolti nella luce, in orizzonti infiniti. Vi salutiamo sorridenti, con il cuore e con lo spirito vi benediciamo, vi abbracciamo, vi stringiamo e vi baciamo. La vita è un dedalo di strade, a volte parallele, a volte intersecanti, a volte rettilinee, a volte sinuose, che però convengono verso un unico punto. È il centro dell'universo di Dio e lì noi vi aspetteremo e vi incontreremo nell'amore universale senza tempo. Io vorrei anche aggiungere una cosa, e cioè che Gesù è stato accompagnato nel momento in cui ha portato la croce. Pensiamo di accompagnarci tutti assieme in questa vita fino a quando poi riabbracceremo Giorgio e Cristina. Sono accesi? Sì? Allora, è un difficile compito per me, ma lo faccio con tanto piacere, per cui ti lascio la parola, hai tutto il tempo che vuoi. Grazie. Allora, io sono il fratello più piccolo, e mi diceva che sono il suo fratellone. Io ho avuto il piacere di stargli vicino, seguirlo, in particolare l'ultimo periodo della sua vita, e lui mi ringraziava sempre, mi diceva: sei il mio fratellone, tu e tua moglie siete i miei angeli. Per me è stato nella vita la colonna. Lui mi ha insegnato tante cose e poi attraverso le sue malattie mi ha insegnato ad accettare tante cose della vita che di solito abitualmente si dimenticano. No, mi ha insegnato a imparare ed accettare tantissime cose ed essere anche felice. Non lo so, dico solo che adesso sono molto emozionato perché avrebbe voluto esserci anche lui, però penso che da quassù ci stia seguendo, quindi io me lo sento vicino. Mi sento di aver detto tutto in poche parole, perché per me Giorgio era tutto. Ora mi manca, però continuo a pensare a lui. Io qui ho portato una lettera anche del vescovo di Verona, vescovo emerito, che era il vescovo che c'era prima. Quello presente adesso non ha potuto venire, e Monsignor Giuseppe Zenti ha voluto prepararmi questa lettera. Chiederei però, posso farla leggere a mia moglie perché io non ce la faccio. Molto volentieri, quando vuole. Non ce la faccio perché, vi dico sinceramente, sono emozionato. Spiega pure qui. Verona, 14 febbraio 2024. Non potendo presenziare all'incontro commemorativo del signor Giorgio Nordera, incarico il fratello Marco di leggere la mia testimonianza su di lui. Ho conosciuto Giorgio fin dai primi tempi in cui sono arrivato a Verona come vescovo titolare. Ci siamo incontrati parecchie volte, soprattutto a livello personale, confidenziale. Bastava una telefonata. Nelle nostre conversazioni si spaziava sulle vicende del presente, su cui esprimeva saggezza nel discernimento, senza nascondere i nodi problematici. Mi confidava il suo amore sconfinato per la moglie Cristina, che potrei quasi dire adorava. Le ha fatto sentire un amore straordinario, fino alla sua assidua assistenza negli ultimi tempi della sua grave malattia. Mi sono convinto che Giorgio ha fatto felice Cristina, ma che anche Cristina ha fatto felice Giorgio. Gli stavano a cuore le vicende di Verona, della nazione e quelle internazionali. Gioiva dei successi e soffriva dal profondo del cuore per le sconfitte,
soprattutto per le guerre con le loro devastanti ricadute sulle popolazioni. Parlavamo della sua occupazione professionale, dove metteva anima e corpo, competenza e umanità, vicinanza effettiva e affettiva verso i colleghi, da cui era rispettato e stimato. Mi faceva frequente riferimento alle opere del Don Calabria, del cui carisma si sentiva figlio spirituale. Per quanto gli era richiesto, dava il suo parere di gran buon senso, appunto nella gestione dell'opera stessa, della cui consulta economica generale era membro. E dallo stesso carisma calabriano, oltre che dalle radici familiari, ha ereditato una squisita sensibilità verso le situazioni di povertà e di rischio occupazionale. Posso inoltre testimoniare che è stato un uomo di grande e genuina fede cattolica. Parlavamo spesso di argomenti di fede e anche di liturgia. Per lui la messa era solo una sosta attesa, perché rigeneratrice di spiritualità, più che un obbligo. Infine, vorrei confidarvi l'eco della sua testimonianza di fede, vissuta nel contesto della sua malferma salute. Mi ricordo quando ebbe a confidarmi: questo è il tumore numero 14. Mi sarei aspettato un gesto di disperazione, quantomeno di sconforto. Mi sorprese la serenità del suo volto, che era serenità del suo animo, e so per certo che la testimonianza da lui data nell'affrontare con dignità, sorretta dalla fede, la sua fragilità estrema di salute ha fatto del bene a tante persone. Me lo rivedo nel suo appartamento, ormai agli sgoccioli della sua esistenza terrena, assistito amorevolmente dal fratello Marco, seduto sulla sua carrozzina, desideroso e orgoglioso di farmi visitare la sua casa. Mi ha condotto fin sul poggiolo per dare la benedizione a tutto il quartiere del Saval. Con commozione mi ha ricordato la gioia che ha provato per la visita che gli ha riservato il mio successore, il vescovo Domenico. Abbiamo pregato insieme, l'ho benedetto da vescovo amico. Con serenità ha lasciato questa terra, accompagnato per mano dalla Madonna, verso la quale nutriva una filiale devozione. I funerali celebrati nella parrocchia di Porto San Pancrazio, presieduti dal vescovo Domenico e con la mia stessa partecipazione con l'omelia, sono stati un'apoteosi. A gloria di Dio che ci ha fatto dono di Giorgio, uomo, sposo, cristiano di singolari virtù, un laico cristiano umile e operoso nella vigna del Signore, esempio di fede vissuta per tanti altri laici. Giuseppe Zenti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Così facciamo un cambio. Dunque, andiamo a vedere. Io adesso non ho un ordine prestabilito per i 3 interventi, però vado in ordine così di scrittura e vedo il dottor Renzo Mazzarotto, che chiamiamo per un intervento. Dove vuole? Questi giorni, quando dicevo vado a Venezia, non ci sarò, vado a Venezia per la presentazione di un libro di Giorgio,
e anche oggi nel viaggio con chi ci ha accompagnato, la cosa che senti dire di più di Giorgio è che era un buono, era una buona persona, era un bravo uomo, un bravo amico. E lui ha affrontato nel suo libro il problema di cosa intendeva lui per essere buono. No, era una cosa che gli veniva insegnata dai suoi genitori, che gli dicevano: leggo, e male non fare, paura non avere. Ok, sappiamo tutti, però c'era un'aggiunta: devi essere buono. Ok? E lui dice che non fare il male è sinonimo di mitezza, non di bontà in sé. Per essere buono devi fare il bene, devi essere attivo nel fare il bene e devi fare qualcosa per qualcuno. Ed è un concetto del tutto particolare, non è la bontà, ma è un intervento attivo nei confronti degli altri. In qualche altra parte del libro lui dice poi: non ti devi aspettare, vai via prima, non aspettarti il grazie, perché è quasi un imbarazzo in cui metti gli altri. E io devo raccontare il rapporto che abbiamo avuto con lui, con Mario Romano, che è venuto prima di tutti noi nell'amicizia e nella cura, e con il mio reparto, il reparto che io dirigo. Io sono arrivato a Verona nel 2014 e, come tutte le persone che vanno in un posto nuovo, hanno la voglia, forse l'ansia di cambiare, no? Vedo la mia visione, la condivido con i miei medici e cambio. Allora, una grossa difficoltà che ho trovato immediatamente è la inevitabile lentezza burocratica di una situazione per cui a me mancavano i medici per raddoppiare i turni di lavoro, eccetera, ridurre le liste d'attesa. Erano tutte cose positive che, quando poi Mario mi ha presentato Giorgio, discutevamo insieme, spesso a pranzo, mangiando, perché c'era anche il momento conviviale in questo, e lui mi ha aiutato tantissimo. Lui questa cosa l'ha capita, l'ha condivisa e se l'è presa a cuore. Tu per farlo hai bisogno di soldi, sostanzialmente. Devo trovare, attraverso l'associazione, eccetera, dei soldi che ti consentano di fare in fretta ad avere i medici. E su questo si è impegnato tantissimo. Senza di lui noi non saremmo riusciti a fare quello che dicevamo prima col dottor Romano e altri colleghi, del quale siamo orgogliosi. Lui, oltre a trovare questo, quindi per consentire di fare dei contratti, chiamare dei medici da fuori, li seguiva anche, cioè sapeva che inseriva in una città, quindi in una società, quindi questi vengono tutti da fuori, come anche con me, ha cercato di farlo con me, con un risultato non grandissimo, essendo io un timido e cioè faccio fatica a integrarmi, mettimi a lavorare, ma forse l'essere sociale non è la mia qualità. Però lui non li ha mai abbandonati, li portava nelle riunioni, eccetera, cercava di fare così da non perderli, quindi creargli una situazione lavorativa che li tenesse anche lì dove loro avevano fatto. E forse la testimonianza, il fatto che tutti gli vogliono un gran bene, la testimonianza migliore è che proprio negli ultimi periodi, le ultime settimane credo, una di queste dottoresse ha fatto fare il padrino a suo figlio appena nato, quindi ha un legame fortissimo, anche se sapeva che questo legame non avrebbe potuto continuare. E noi ce lo ricordiamo così, e chiudo citando una frase che lui ha portato, cioè ha citato nel libro dal Piccolo Principe, e lui dice: non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano. E lui resta nella mente, potremmo dire nel cuore, di tutti noi, con grandissima gratitudine, con grandissimo affetto, come un grande amico che è tuttora qui con noi e che ci ha aiutato tantissimo. Quindi grazie Giorgio. Grazie infinite, dottor Mazzarotto, e chiamo ora il dottor Mario Romano.
intanto ringrazio le organizzatrici di questo piacevole incontro e ringrazio soprattutto il loro amore, tanto amore. E ho conosciuto Giorgio nel 2003. L'ho conosciuto perché doveva fare una radioterapia palliativa, nel senso che la malattia si era posizionata in una situazione che era praticamente difficile da curare. E quando l'ho conosciuto lui mi disse: Mario, mi hanno detto che vivrò 6 mesi. Tu cosa ne pensi? Io gli ho detto: morirai quando lo deciderai. È morto 20 anni dopo, lo stesso giorno in cui, nell'anniversario in cui ha conosciuto sua moglie. Quindi lui ha deciso quando morire. Questo libro è molto interessante, ho partecipato anch'io emotivamente alla costruzione e potrebbe essere un utile strumento per quelle persone che dovessero trovarsi in una situazione come quella in cui si trovava Giorgio 20 anni fa, disperazione. Non è detto che una situazione tanto tragica possa essere necessariamente tragica, anzi può essere fonte di salvezza e di infinito amore. Questo amore che avete dimostrato oggi. Non avrei tantissimo da dire. Per me è come se fosse ancora in vita, non lo considero morto. Infatti probabilmente sì, è morto il suo corpo, il suo aspetto fisico, ma lui è ancora vitale in quello che ha fatto, nelle persone che ha conosciuto, nelle persone che ha amato. E tutte le volte che la malattia si riproponeva, lui diceva: guarda, io non combatto per me stesso, combatto prevalentemente per mia moglie. Aveva il terrore che la moglie morisse dopo di lui e aveva il terrore di lasciarla sola. Non è stato merito nostro, forse abbiamo avuto una piccola parte nella sua storia, è stato merito dell'amore e dell'amore terrificante che lui nutriva nei confronti della moglie. E non so dove si trovi, dove si possa comprare questo volumetto, se devo essere sincero, una domanda che faccio agli organizzatori. Però sarebbe proprio, penso, la motivazione di questo incontro di oggi, pubblicizzarlo e renderlo quanto più disponibile possibile per il pubblico. Ne prenderò qualche copia e la metterò nella sala d'attesa del nostro reparto, se il mio capo me lo permette, perché penso che possa essere veramente utile. Grazie infinite, passiamo all'ultimo intervento di oggi, quello della dottoressa Marian, che aspetto qua. Buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per l'invito. Che dire, io sono tra le ultime persone che sono entrate nella cerchia di amicizie di Giorgio. Ci siamo conosciuti un po' di anni fa, non tanti, 3-4 anni fa, in presenza di una sua problematica in ambito riabilitativo che è venuto in visita da me. E da lì nata praticamente una stima reciproca. Lui era il paziente, io ero il medico, e lui è uscito e io chiedevo quali erano i ruoli. In certo senso era lui che aveva trasmesso a me qualcosa che altrettanto mi chiedevo se ero riuscito io a fare qualcosa per lui. Da lì è nata questa relazione che è andata avanti fino all'ultimo periodo, e quello che posso dire è cercare di sintetizzare in 2 parole. Lui trasmetteva amore e speranza, e proprio per questo volevo leggervi 2 righe del suo libro in cui dice: la speranza. Durante le mie terapie mediche e soprattutto durante le interminabili ore di chemioterapia, quante volte ho visto i miei compagni di sventura piangere nella sofferenza, spenti nella disperazione,
nell'attesa di una conclusione troppe volte letale. La speranza è l'humus della vita, soprattutto se è unita al saper ascoltare. L'ascolto, in fondo, è una dimensione dell'amore. Dobbiamo fare attenzione a chi ascoltiamo, a cosa ascoltiamo e come ascoltiamo. E quindi quello che vorrei dire io, quello che lui ha trasmesso era questo. Io solo ho imparato da lui, ho imparato ad ascoltare, ho imparato a riflettere le persone che avevo di fronte cosa avevano bisogno, oltre a quel bisogno che era un bisogno medico, perché tante volte c'è bisogno relazionale e tanto altro. E poi tutto questo era arricchito da parte sua dalla fede, e questo gli ha dato speranza e gli ha permesso di far sì quello che la medicina non fa, il miracolo. Io ringrazio tutti, davvero, perché insomma penso che Giorgio da lassù, lo diceva prima qualcuno, ma ci stia vedendo, sia qui in mezzo a noi, e penso che sia in un qualche modo grato per quello che abbiamo fatto oggi e per la possibilità che abbiamo di divulgare il suo libro, il suo pensiero e il suo grande amore per tutti. Grazie ancora e buon lavoro, buona giornata a tutti.